statici perché noi imprenditori dobbiamo essere sempre in movimento. È una cosa che è connaturata in noi. Fermarsi, essere statici vuol dire perdere posizioni di mercato, vuol dire non essere al passo coi tempi, vuol dire non investire in innovazione. L'innovazione vuol dire procedere, andare avanti, e quindi noi ci muoviamo sempre. E poi anche un po' esortativo, muoviamoci, let's go, perché non dobbiamo mai pensare di sederci magari sugli allori o di farci prendere dallo sconforto. Possono essere varie dinamiche che portano a rallentare, ma dobbiamo essere sempre grintosi e quindi ci diamo una mossa, insomma, non ci fermiamo, non ci arrendiamo. Quindi è un muoviamoci anche esortativo nell'avere sempre coraggio, nel non arrendersi anche davanti alle difficoltà. Purtroppo i dati di questi giorni del PIL italiano sicuramente non ci confortano, ma noi non ci dobbiamo fermare, ci dobbiamo continuare a muovere. Muovere vuol dire anche costruire, muoversi ovviamente con un progetto, con una finalità, con una strategia. Mai nulla è al caso, è come quando ci si mette in macchina per una destinazione, dobbiamo sapere qual è, impostare il navigatore, avere tutta una serie di informazioni per arrivare a destinazione. Ecco. Noi giovani imprenditori sappiamo che questi sono tutte tasselli fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo, che è far crescere le nostre aziende e far crescere il territorio. Un messaggio che volete lanciare ovviamente ai colleghi giovani imprenditori, ma non solo, a tutta la società, a tutta la comunità. Assolutamente, questo evento è organizzato in due momenti fondamentali. Il primo è più rivolto all'interno del gruppo giovani imprenditori, quindi vi sarà un matching tra gli imprenditori giovani di tutto il Veneto. In realtà forse avremo anche qualche partecipazione da fuori il Veneto, noi non siamo chiusi, ma insomma è la prima volta che si fa in Veneto questa modalità di evento, e quindi ci stiamo tarando intanto sui nostri colleghi. E quindi una prima parte di confronto tra noi colleghi, un confronto che avrà anche un taglio business e poi verrà ben dettagliato da Alessandra Polin, la mia vicepresidente. Una seconda parte invece che sarà l'assemblea pubblica, quindi più di confronto, non soltanto con colleghi imprenditori, anche non giovani imprenditori, colleghi di industria e anche di altre territoriali, ma con l'insieme della nostra società.